Gli studenti non ci stanno, vogliono un cambio di rotta nella scuola e decidono di proseguire la loro mobilitazione. Tornano in piazza in diverse città e promettono la lotta per un sistema che vogliono riformare. Dall'esame di maturità al superamento dell'alternanza scuola-lavoro, alla richiesta di risposte sugli scontri avvenuti con la polizia. Non possiamo più accettare, affermano gli studenti, che non si ripensi il rapporto scuola-lavoro. L'alternanza è il simbolo del ruolo passivo della scuola nei confronti del mercato. Da Bologna a Torino fino ad arrivare a Roma ed in Sicilia, i giovani hanno anche ribadito che dopo gli anni passati in pandemia non è accettabile la linea ministeriale sull'esame di maturità. Immaginate di fare una seconda prova che si basa su 4 materie sulle quali non hai mai avuto una preparazione sufficiente. Nella capitale gli studenti si sono invece riuniti in presidio davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, bendati, imbavagliati con le mani legate a simboleggiare il disagio che hanno vissuto a scuola, seduti a terra sotto lo striscione ormai noto "Gli immaturi siete voi". I giovani sono stati poi ricevuti dal ministro Bianchi. Dal colloquio gli studenti non hanno ottenuto il passo indietro sulla maturità. Proseguirà quindi la mobilitazione. Gli studenti già annunciano: dal 18 al 20 febbraio a Roma si darà il via agli stati generali della scuola pubblica.